Allora, Ruinas, quante ne abbiamo oggi? 13. Allora, 13 agosto 2015 siamo in compagnia di Moma, cioè, che significa? Tagliaerba. Questo nome come è nato? Quando è nato? Quando l'erba è troppo lunga la tagli per rivigorire il prato, cercare di dare un attimino un po' più di colore nuovo a quello che avevamo in testa. Allora, e poi è l'unione dei nostri nomi, diciamo, i nostri nomi artistici. Allora, e invece il nome vero? Roberto Schirru, Roberto? lui è Manuel Attanasio. Manuel Attanasio, allora, tu sei il cantante? Sì. E da quando canti? E canto da una decina d'anni, diciamo in modo così musicale vero. Ecco. Provengo da un repertorio abbastanza sperimentale. Il mio studio è uno studio sperimentale della voce che è partito dalle basi, cioè da uno studio classico della voce. Ho studiato canto classico a Bergamo e poi ho virato verso la sperimentazione, cosa che al mio maestro non è andata, allora ho abbandonato il mio maestro e ho iniziato a studiare da solo. Quindi, naturalmente ispirandomi ai grandi sperimentatori come Stratos e tanti altri. Ecco. E poi ho incontrato Roberto dopo diversi anni e lì abbiamo unito i nostri percorsi personali estremamente coraggiosi, ecco, e anche diversi sotto un aspetto proprio di provenienza stilistica. Roberto, invece tu col computer cosa combini? Mi diverto, mi piace colmare gli spazi che mi mancano, perché alla fine suonando la batteria poi tutto il resto dovresti in teoria chiedere. Ah, tu sei batterista? Io nasco batterista e poi mi sposto un po' sull'elettronica, quindi ho necessità. Queste sonorità nuove che avete inventato, vi siete ispirati a qualche gruppo prima oppure? I soliti del nostro ambiente. E cioè? Ispirare anche Venetia Snare, Square Pusher, Rapid Studio, quei 3 o 4 nomi, i primi che vengono in mente sono questi. Poi Nine Inch Nails, tutta la scena industrial, un pochettino, stiamo cercando di Patton, Bjork, sì, c'è una valanga di noi, tu prendi tutti, metti nella lavatrice e noi siamo l'acquetta che viene fuori dallo scarico. E invece per quanto riguarda il video, che era molto interessante, lo avete concepito voi oppure? Allora sì, il video è stato concepito da noi, Alessandro Spano, che è un regista molto giovane di Sassari, giovane sotto un aspetto registico. Primo video, perché è il nostro coetaneo. Sì, lui insieme a noi abbiamo concepito questo video e lui naturalmente è stato colui che ha preso in mano la macchina e ha fatto tutte le riprese. Poi il grande lavoro di montaggio è stato fatto nei mesi a venire, quindi un progetto molto così, ci è venuta proprio questa idea e quindi avevamo a disposizione un teatro per un giorno. E dove l'avete girato? Al Ferroviario. Ah, al Ferroviario, sì. Un insieme di eventi che si sono uniti lo stesso giorno, c'era andato per 5 ore, 6 ore, 5 ore, 6 ore è andato tutto. Questo brano che avete presentato a Ruinas, il titolo com'era? Phoenix. E cioè? E prende, in teoria parla del mondo dell'arte, del mondo degli artisti, come loro si pongono e come noi li percepiamo, però è una visione proprio nell'anima dell'artista, quindi il fatto anche di aver diviso le nostre forze, le nostre cose è molto legato proprio al senso alla pluralità artistica di una persona, quindi mai concentrarsi solo su una cosa, ma guardare un attimino dietro per vedere da dove nascono i progetti. L'altra mia curiosità è, spostate un pochettino qua così sei illuminato, perché sei in penombra, ecco così ti vedi perfettamente. A livello continentale siete usciti, no? Perché secondo me dovreste avere diciamo che ancora non abbiamo avuto occasione di uscire dall'isola. Abbiamo naturalmente sia le solite problematiche purtroppo ecco, da chi suona in un'isola,
quindi siamo in cerca proprio di occasioni che si possono portare fuori, perché naturalmente è un discorso molto lungo rispetto a chi è un po' penalizzato dall'isola. Avete prodotto già qualche DVD, CD? Che cosa esiste del vostro gruppo? Abbiamo un EP da 4 brani distribuito dall'etichetta inglese, tra l'altro, quindi sì, come l'hanno sentito, ci hanno voluto nel roster, quindi anche quella piccola soddisfazione. E stiamo sempre lavorando, ci piace fare piccoli pezzi in modo da essere un po' costanti, piuttosto che stare 2 o 3 anni senza fare lavoro. Quindi siamo sempre in produzione, anche perché il nostro modo di lavorare prende quello, prima fai il brano, poi lo proponi. Cioè, nasce prima... poi l'avete fatto, era in inglese, no? Sì, principalmente noi scegliamo l'inglese. Per una questione legata al suono della parola. Io da cantante odio il suono italiano, lo reputo veramente poco commerciale al di fuori dell'Italia naturalmente, quindi prediligiamo proprio un suono della parola che sia morbido, malleabile soprattutto. Infatti ci siamo, oltre all'inglese abbiamo anche un pezzo in francese, non essendo poi di noi... Scegliamo la pronuncia in base al brano. Sì, infatti è quello che facciamo, cioè il brano ci ispira il colore della voce, infatti la voce più o meno varia molto rispetto da pezzo a pezzo, non è una voce pop che è sempre uguale, questo per noi è importantissimo, così anche come la batteria, ogni pezzo ha un proprio colore, quindi noi cerchiamo di adattarci anche al colore del pezzo e di adattare i nostri strumenti. Allora, come chiudiamo? Fatevi uno spot. Io quello degli spot. Io sono quello dei soldi. Allora, a noi piacerebbe innanzitutto varcare il mare, toccare altra terra, perché secondo noi la nostra musica abbiamo grandissima voglia di farla ascoltare altrove. E vedere se è vero. finché non ci vai non ti puoi togliere quel vizio, quindi vogliamo solo vedere se è vero, poi potremmo anche fare. Però Allora, in bocca al lupo. grazie. Grazie.